più è considerata la rivincita della Firenze-Empoli, la gara che esattamente 24 ore dopo la classica gara di apertura del panorama ciclistico toscano si corre in provincia di Firenze. La Torre di Fucecchio quest'anno ospita la 62esima edizione del Gran Premio La Torre con il patrocinio del comune di Fucecchio. L'Unione Ciclistica La Torre 1949 organizza questo circuito che è un classico del ciclismo toscano e non solo, che per tanti versi è vista proprio come una sorta di rivincita e per tanti versi è visto anche come un semplice circuito in questo piccolo paesino fiorentino. In realtà è sicuramente piuttosto impegnativo. 26 i giri da percorrere di questo anello tortuoso di quasi 4 chilometri con 146 atleti al via, il massimo che è stato possibile per gli organizzatori con la famiglia Testai a capo ma tutti i propri collaboratori e sponsor. La gara era limitata a 150 partenti, quindi 146 è sicuramente il numero massimo che si poteva raggiungere. Un bel mix di società toscane e non solo, con una bella giornata di sole, contrariamente e fortunatamente rispetto all'anno precedente. L'edizione del 2023 fu funestata da una giornata tremenda, mentre in questo 2024 sicuramente il tempo ha voluto bene anche agli organizzatori. Poco prima della partenza un minuto di raccoglimento per ricordare chi ci ha lasciato, però anche un bel connubio anche con il Tour de France. Notoriamente nel giugno del 2024 a Firenze ci sarà la partenza del Tour de France e anche questo Gran Premio La Torre fa parte delle iniziative collaterali alle Grand Départ. Presenti anche gli atleti della San Miniato Santa Croce e dell'Empolese Ciclismo a un po' far da apripista, se così vogliamo dire, a questa manifestazione, e avviene appunto la partenza ad andatura controllata nei primi chilometri, soprattutto per, come dire, passare abbastanza indenne il primo tratto un pochino più tortuoso, e poi davvero sarà dato il via libera alle ostilità. Abbiamo detto 146 atleti alla via con diverse società, alcune desiderose di riscatto già 24 ore dopo la prima giornata di gare, altre ben consapevoli che comunque la stagione è lunga e quindi sicuramente tempo per rifarsi ce n'è sicuramente tanto. Come al solito però avvio subito veloce. Dicevamo in fase di presentazione che la gara della Torre sulla carta può sembrare un semplice circuito. Dice sì, vabbè, un circuitino, neanche 4 km intorno al paesino. In realtà è molto complicato perché è tecnico, strade strette in alcuni tratti, curve e controcurve, salite e discese, non c'è recupero in questa gara e appunto chi l'ha corsa sa benissimo di cosa stiamo parlando. A mettere un pochino più di pepe ancora nello svolgimento della gara, se mai ce ne fosse bisogno, anche il traguardo volante a punteggio che viene assegnato ogni 5 giri fino al 20° giro percorso alla memoria di Davide Faraoni. E sarà proprio la mamma Luciana Gradassi a consegnare poi la maglia al vincitore al termine della manifestazione, e il Gran Premio della montagna, quindi non ce n'è bisogno di alimentare la combattività, ma la famiglia Testai, e parliamo della famiglia Testai per comunque comprendere tutta l'Unione Ciclistica La Torre 1949 che cura l'organizzazione, appunto ci ha messo anche del suo. Questo è uno dei tratti sicuramente più spettacolari del circuito, con una situazione che si è ben definita, perché praticamente all'8° giro dei 26 totali da percorrere si è formato un tentativo sulla testa della corsa. Protagonisti sono 3 atleti dell'Unione Ciclistica Trevigiani, con il numero 2 Ignazio Cireddu, con il 4 Federico Guzzo e con l'8 Matteo Zurlo. Poi un portacolori della Gallina Lucchini Ecotech col dorsale 44 Mattia Piccini, una coppia anche per la Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, l'olandese Dan Edward Oex e Pietro Salvadori,
2 atleti anche per lo PLA Petroli Firenze con il 69 Gregorio Butteroni, con il 72 Matteo Regnanti, e un portacolori della ZALF, ovvero Giovanni Zordan col dorsale 153. I più attenti, i più avvezzi al mondo del ciclismo ricorderanno che lo scorso anno la formazione dell'Unione Ciclistica Trevigiani fu un po' la mattatrice della manifestazione, perché comunque la vittoria andò ad Emanuele Daniello, appunto portacolori della Trevigiani, davanti a Milan del Cycling Team Friuli, Matteo Milan ovviamente, e terza posizione Edoardo Zamperini, che attualmente continua ad essere in fuga. Dicevamo però a Trevigiani fu la formazione, se così vogliamo dire, animatrice della competizione, perché per lungo tempo Zurlo fu in fuga nella parte finale anche solitario, e poi eccolo qua Zurlo che lo vediamo inquadrato nel finale. Poi a causa di un incidente meccanico e mi sembra anche altri problemi fu costretto ad alzare bandiera bianca, ma fu comunque una giornata felice per la Trevigiani, perché comunque arrivò la vittoria. E quindi anche in questa edizione del 2024 la formazione veneta è scesa in Toscana, sicuramente armata delle migliori intenzioni. Non a caso 3 gli atleti alla comando, con Cireddu che è stato proprio uno dei promotori di questa azione che stiamo vedendo nelle nostre immagini, appunto quando erano stati percorsi solo 8 giri dei 26 totali. Adesso a fare l'andatura Pietro Salvadori della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, rilevato poi da Gregorio Butteroni dello PLA Petroli Firenze, dopo il cambio di casacca per l'atleta toscano, che quindi adesso passa a fare l'andatura. È un'azione questa, 9 atleti al comando, ma molto interessante, perché sono rappresentate, diciamo, la maggior parte delle società che almeno alla vigilia sulla carta erano accreditate del favore dei pronostici, e non a caso l'accordo è buono dei 9 atleti al comando e il loro vantaggio ha superato i 2 minuti di vantaggio nei confronti del gruppo, che vediamo che non riesce molto a organizzarsi. Noi però abbiamo sentito alcune personalità sul circuito e quindi vi lasciamo alle interviste che abbiamo registrato. Francesco Chicchi, DS della Tecnipes, oggi squadra assente, quindi a supervisionare, visto che siamo comunque in zona. Anche per voi è iniziata la stagione, intanto molto più rilassante guardare la corsa senza avere i propri corridori qui. Esatto, oggi in veste di supervisore, neanche più di tanto, è una corsa che comunque è vicino a casa, la stagione è iniziata e abbiamo sofferto tanto nell'inverno e ora quando si può si scappa subito a vedere una corsa. Una decina di giri alla conclusione, 9 atleti al comando, un vantaggio che comunque è abbastanza interessante, perché siamo superiori a 1 minuto e 30, 1 e 40, oscilla un po'. Arrivano alla fine? Ma ci sono tutti i presupposti perché arrivino, perché le squadre che sono davanti sono importanti e sono rappresentate anche da più atleti. Credo che sarà difficile chiudere per il gruppo. Adesso vediamo il finale di corsa come andrà, però secondo me la fuga ha buone probabilità oggi. E in casa vostra l'inizio com'è stato? Ma abbiamo iniziato ieri con la Firenze-Empoli, forse ci aspettavamo un po' di più, però sai, la prima corsa comunque ne abbiamo messo uno lì nei primi 10. È un po' come il primo giorno di scuola, adesso il ghiaccio è rotto e vediamo nelle prossime, speriamo nelle prossime. Abbiamo 8 atleti al comando, uno nel mezzo, il gruppo che sta recuperando. Come sempre la Torre regala un finale interessante e vibrante. Ma sicuramente sì, tutti gli anni è così, c'è la fuga, controfuga, è una corsa, diciamo, che qui chi piace il ciclismo si diverte, perché è un bel circuito e fa selezione. Io gli auguro a questi ragazzi che vincano uno dei migliori, poi vediamo che non succeda niente e ringrazio tutti. Oggi anche il tempo vi ha voluto bene? Rispetto all'anno scorso che fu tremendo, oggi diciamo ci ha voluto bene, perché non è piovuto, c'è stato il sole fino ad ora e c'è tuttora, anche se è un pochino raffrescato, però va bene così, siamo contenti così. Miglior conclusione del vostro lavoro che dura un anno per il Gran Premio La Torre? Sì, per organizzare questo Gran Premio ci vuole tanto tempo, ci vuole gli sponsor, perché senza loro, li ringrazio tutti dal primo all'ultimo, senza loro non si potrebbero fare, perché come sapete
per tutti i servizi che ci vuole tanti soldi. Sicché ringrazio tutti loro e gli darò appuntamento, penso, all'anno prossimo. Saverio Metti, presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, la stagione è partita ieri con la gara nazionale della classica Firenze-Empoli, oggi la gara regionale che non ha niente da invidiare però a tutte le altre corse. Sì, finalmente siamo partiti, perché io vedevo queste squadre allenarsi, quindi quando poi ci si mette il numero diventa tutto più bello, anche più soddisfacente. Siamo partiti ieri, secondo me è stata veramente una bella festa, tanta gente, e questo mi fa ben sperare per la stagione. Un po' questo tour, no? Che anche oggi mi fa piacere che i testai abbiano voluto, diciamo, marchiarla sia con gli ex corridori che hanno corso il tour, sia con questo bel cartellone che hanno messo al campanile. Però ecco, questo tour secondo me un pochino di verve l'ha data a questo movimento, e quindi oggi vedo che fortunatamente il tempo ci ha assistito, quindi è una bella gara. Ho visto che è andato via una fuga importante, vediamo poi quello che succederà, però io sono molto contento e credo che secondo me forse c'è un po' di inversione di tendenza. Speriamo che questo ci porti almeno a ritrovare il divertimento di venire alle corse, che è fondamentale. Poi sai, vincere e perdere fa parte di questo sport, anche perché ne vince uno solo. Per il resto poi partiremo domenica già direttamente con gli juniores. La stagione è partita subito alla grande, perché gara nazionale impegnativa, e poi dopo subito andremo alla cronometro il giorno dopo alla Tirreno Adriatico. Quindi diciamo che la Toscana, come sempre dal punto di vista organizzativo, ha messo subito una bella marcia. Speriamo che quest'anno ci assistano anche un po' i risultati, perché insomma ultimamente non sono quelli a cui eravamo abituati, e questo è normale, però ci aspettiamo un po' di più dai nostri atleti. E come abbiamo sentito anche dalle interviste, è cambiata la situazione. In un primo momento erano rimasti in 8 al comando, perché l'olandese OX della Maltinti aveva perso contatto per un incidente meccanico, ma poi era riuscito a riportarsi sulla testa, ma nel corso degli ultimi 10 giri, anche meno, si è un po' sfaldato la testa della corsa. Innanzitutto dal gruppo hanno iniziato a diciamo, effettuare un inseguimento un pochino più importante, soprattutto grazie all'azione degli atleti della Aran. Però, come vedete anche dalle immagini, si è formata una coppia al comando sempre della Trevigiani, sembra quasi di rivedere un po' la corsa dello scorso anno, e sono Federico Guzzo e Matteo Zurlo i due atleti al comando. Alle spalle ritroviamo ancora Zordan della Zalf, Cireddu della Trevigiani, Salvadori della Maltinti, Regnanti dell'Opla, e poi l'atleta della Gallina Lucchini e Mattia Piccini. Questi gli atleti all'inseguimento della coppia al comando, con Cireddu che ovviamente fa da stopper per favorire l'azione dei suoi due compagni di squadra che si trovano al comando, e Salvadori in qualche modo si è fatto spazio e ha cercato di organizzarsi all'inseguimento degli atleti. Adesso siamo praticamente in vista del passaggio dalla zona arrivo, ma sembra buono l'accordo, e non potrebbe essere diversamente essendo due atleti della stessa squadra coloro che si trovano al comando, mentre alle spalle, orfani anche di un paio di atleti, perché Butteroni e OX non fanno più parte di questo tentativo, sono leggermente più attardati. Dicevamo appunto che alle spalle non sembrano riuscire a, come dire, a rosicchiare, a guadagnare nei confronti dei due atleti al comando. Adesso è Zordan terzo, Zordan, lo ricordiamo, a fare l'inseguimento l'atleta della Zalf, che comunque con 4-5 atleti ha onorato il Gran Premio La Torre, e vedendo così sembra buono l'accordo tra questi corridori che stanno inseguendo. Adesso è Salvadori che va a fare la sua parte sulla testa della corsa, rilevato poi da Matteo Regnanti dell'Opla
Petroli Firenze. Ovviamente Cireddu salta i cambi o comunque cerca di favorire l'azione dei suoi compagni di avventura, però siamo già sui 40 secondi di vantaggio per quanto riguarda la coppia al comando nei confronti dei 5 contrattaccanti, mentre sicuramente maggiore il vantaggio sul gruppo, che è sicuramente molto meno numeroso rispetto ovviamente all'inizio, ma tutto sommato ancora piuttosto numeroso, e sono poche in realtà le formazioni che sono rimaste sul gruppo che possono ancora dire qualcosa, che possono avere ancora l'ardire di poter fare qualcosa, perché più o meno quelle, come diciamo, più quotate sono tutte sulla testa, tranne appunto eccezione per 2 o 3 formazioni. Torniamo però con le immagini giustamente sulla testa della corsa. Federico Guzzo, dorsale numero 4 per l'atleta dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura, alla sua ruota Matteo Zurlo, ovviamente suo compagno di squadra. E lo ricordavamo poco fa proprio Zurlo, che nella edizione dell'anno scorso aveva tanto tifo dalla sua parte, perché praticamente si era fatto gran parte della corsa in fuga e una parte anche in solitaria, in una giornata che non sembra neanche lo stesso periodo, guardando le immagini che ci vengono adesso dalla telecamera fissa al suono della campana, al passaggio sotto lo striscione di arrivo, perché appunto era veramente una giornata molto peggiore meteorologicamente parlando. Abbiamo sentito quindi suonare la campana, superiore al minuto il vantaggio della coppia al comando sui 5 atleti che sono transitati, e intanto sono un po' cambiate la situazione, perché come detto Butteroni e Oex sono stati ripresi dal gruppo, stanno provando ad evadere un'altra coppia di atleti. Abbiamo riconosciuto maglie dell'Empolese, ci sembrava anche un'altra maglia dell'Opla, però ci viene da dire che ormai il gruppo è sicuramente tagliato fuori rispetto a, come dire, l'esito finale della corsa, ma ci sembra comunque ormai un discorso a due per questa conclusione del Gran Premio La Torre. Infatti ricevono anche gli applausi da parte del pubblico. Adesso è da capire se Zurlo e Guzzo cercheranno di giocarsela, se arriveranno appaiati, se uno vincerà in modo più nitido rispetto all'altro. Non resta che da decidere il primo e il secondo gradino del podio, fermo restando che la Trevigiani potrebbe fare anche un tris, perché comunque anche Cireddu è sempre come dire tra di coloro che stanno inseguendo. Ci concentriamo però sulla coppia che si trova al comando. Ormai siamo in vista dei 400 metri dalla conclusione, quindi come detto sarà sicuramente un vincitore in maglia Trevigiani Energia Pura Marchiol a primeggiare, però appunto ci resta da capire chi tra Matteo Zurlo e Federico Guzzo andranno a posizionarsi sull'arrivo. Ancora l'ultima semicurva e poi si metteranno nel rettilineo dell'arrivo di Torre. Ovviamente entrerà in scena dall'altra telecamera, ed è un arrivo in parata per la coppia dell'Unione Ciclistica Trevigiani, accolta dall'applauso del pubblico, con la vittoria di Federico Guzzo davanti al compagno di squadra Matteo Zurlo, che hanno completato la gara alla media di 42,609. Lo sprint per la terza posizione vinto nettamente, con un po' di rammarico ovviamente, da Giovanni Zordan della Zalf. Quarta posizione per Piccini della Gallina, quinto Regnanti dell'Opla, sesto Cireddu della Trevigiani, settimo Salvadori della Maltinti, ottavo Di Bernardo dell'Unione Ciclistica Trevigiani, nono Parravano della Aran e decimo Magli della Mastromarco. Per Salvadori anche la vittoria della classifica dei traguardi volanti alla memoria di Davide Faraoni. A presto vedremo anche nelle immagini proprio la premiazione per il memorial alla memoria appunto di Davide Faraoni da Luciana Gradassi. Noi vi lasciamo anche alle interviste che abbiamo realizzato per voi. Federico Guzzo si è riuscito a primeggiare un arrivo che forse neanche nei piani della vigilia era così. Sapevamo che erano due corse importanti tra ieri e oggi. Oggi è un bel risultato, un risultato pieno che ripaga del lavoro fatto. Ringrazio la Trevigiani, tutti gli sponsor, i direttori sportivi
e in particolare anche il mio compagno di fuga Zurlo, che comunque siamo riusciti a fare una bella corsa, un bel finale. Zurlo lo scorso anno questa corsa praticamente l'ha persa sul finale, è stata una bella spalla, sapeva già anche qualche segreto. Sì, dai, tutti e due siamo due corridori esperti, ce la siamo giocata sia di gambe che di intelligenza. Matteo Zurlo dimostra di avere questa gara nelle sue corde, ma il gradino più alto non vuole arrivare. Bah, dai, oggi è andata piuttosto bene, quindi come squadra abbiamo fatto primi e secondi, quindi non potevamo chiedere di meglio. Abbiamo fatto una gara alla grande oggi, siamo stati sempre lì davanti nella fuga in 3 e nel finale siamo sganciati in 2, siamo arrivati anche primi secondi in parata, quindi meglio di così non si può, insomma. L'esperienza dell'anno scorso comunque è servita. Bah, sicuramente l'esperienza dell'anno scorso è stata molto, molto utile. L'anno scorso comunque è stata un po' diversa perché con il freddo che faceva, la pioggia e tutto è stata un po' traumatica, però dai, quest'anno era una bella giornata e quindi è stata una bellissima giornata. Giovanni Zordan, terza posizione, niente da fare contro questa Trevigiani. Vabbè, sicuramente essendo in non superiorità numerica, anzi è stato un po' difficile. Io ci ho provato in tutti i modi, però non c'è stato niente da fare. Complimenti ai due vincitori e ci rivedremo più avanti un'altra stagione, speriamo. Alessandro e Simone Testai, per concludere la famiglia Testai, il papà l'abbiamo sentito quando mancavano circa 8 giri. Alla conclusione una gara, lo abbiamo detto anche col papà, che come sempre si dimostra molto vibrante e incerta fino alla fine. Sì, è un circuito ondulato che ti tiene sempre in corda e quindi o hai le gambe o fai fatica. E quindi i due ragazzi della Trevigiani hanno dimostrato di avere le gambe, ecco. Simone, quest'anno anche abbinamento, diciamo, al Tour de France, alle celebrazioni per la partenza della tappa da Firenze del Tour de France, tantissime personalità anche ad allietarvi nella vostra organizzazione. Sì, abbiamo avuto il piacere di avere tanti amici, tanti ex professionisti, Elisabetta Nencini, questo dà il senso della comunità che è il ciclismo, perché pensiamo a Rinaldo che ha vinto qui nel 96, che è tornato volentieri a trovarci e questo fa piacere, vuol dire che hanno un buon ricordo del Gran Premio La Torre. E se tutti hanno un buon ricordo del Gran Premio La Torre, questo vi spinge a continuare nell'organizzazione? Sì, tutti gli anni insomma facciamo sempre fatica, però la passione che abbiamo è questa, ci presentiamo allo start pronti.